Buongiorno ancora una volta sulla prima pagina dei nostri giornali locali e mi riferisco adesso al Gazzettino di Belluno. Il tema legato in fondo allo spopolamento, alla mancanza di popolazione giovane in particolare, e le previsioni ci prospettano un futuro non facile proprio a causa dell'andamento demografico della popolazione della nostra provincia. In 10 anni, dice il titolone di apertura del Gazzettino, Belluno perderà 12.000 lavoratori. La causa principale è il progressivo invecchiamento. Ne scrive Claudio Fontanive in prima pagina il lancio, poi all'interno a pagina 3: a Belluno tra 10 anni potrebbero mancare 11.557 persone in età lavorativa, quelle comprese tra i 15 e i 64 anni, secondo le statistiche, no? E tali numeri collocano la provincia di Belluno al 49esimo posto nella classifica delle province con il maggior calo. Lo rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha elaborato le previsioni demografiche dell'Istat nelle 107 province italiane. Siamo a metà classifica, insomma, però bisogna interpretare i numeri, insomma, le proiezioni sulla realtà poi della nostra struttura demografica, no? Al 1° gennaio di quest'anno nel nostro territorio risultano esserci infatti 120.937 sarebbero persone in età lavorativa contro i 109 previsti tra 10 anni. Tali dati ci collocano con una percentuale di decrescita che si attesta al meno 9,56% contro una percentuale nazionale che si attesta a meno 8%. Quindi capite che quando parliamo di questa situazione più grave in provincia di Belluno non è che parliamo di un contesto invece di crescita, il problema è generalizzato, bisognerà trovare delle soluzioni per l'Italia intera, ma il problema affligge anche gli altri paesi europei. A Belluno peggio, questo è il senso. A livello veneto poi peggio di noi, chi fa peggio di noi? Come sempre Rovigo, che ha dell'incredibile. Le ragioni di questo crollo, secondo la CGA di Mestre, vanno ricercate nel progressivo invecchiamento della popolazione, con sempre meno giovani e con tanti baby boomer destinati a uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età. Molti territori subiranno un autentico spopolamento anche di potenziali lavoratori, perché in genere guardiamo i numeri generali, no? Dello spopolamento, da 1000 abitanti si passa a 900, si passa a 800. Sì, ma da quante persone in età di lavoro passeremo a quante altre persone in età da lavoro? E saranno sempre numeri sempre più difficili. Il Gazzettino appunto ne parla in questa pagina 3 del fascicolo locale. 12.000 in meno nel 2034. Questo è per quanto riguarda Belluno. Nel taglio basso si fa riferimento all'incontro fatto a Palazzo Piloni, cioè in provincia. Il titolo di questa cronaca che vi invito a leggere è: così formeremo i nostri giovani per farli restare qui. Adesso non so se riuscirò a sfogliare il Corriere delle Alpi perché prima non riuscivo ad aprirlo. Intanto continuiamo a restare su questa prima pagina del Gazzettino di Belluno, che ha come titolo centrale, ma con i caratteri più grossi, quindi di maggiore impatto, ha secondo me questa impaginazione molto efficace del Gazzettino alla fine, no? Truffa dei VIP, sequestri a Cortina. Il finanziere Bocchicchio aveva una casa in Ampezzo e la moglie del suo braccio destro Zampa ora ha preso la residenza. Passa per Cortina la storia di Massimo Bocchicchio, il finanziere morto a 56 anni a Roma nel 2022 in un incidente in moto. Bocchicchio è noto per aver truffato per decine, a volte centinaia di milioni, clienti famosi, tra cui sportivi come Marcello Lippi, ricorderete l'allenatore, Antonio Conte, sempre allenatore di calcio, e Stefan El Sharawi. Cortina c'entra sia perché a Cortina fu sequestrato un immobile di Bocchicchio, arrestato nel luglio 2021 a Giacarta in Indonesia, sia perché a Cortina abita sempre più spesso Sebastiano Zampa, il braccio destro di Bocchicchio, che la Procura di Roma ha scagionato da alcune delle accuse principali, ma che fra una settimana, il 23 aprile, potrebbe essere rinviato a giudizio per truffa. La vicenda del rapporto tra Zampa e Cortina, dove la moglie di Zampa ha preso la residenza, è stata portata alla luce lunedì sera da un'inchiesta di Salvatore Gulisano andata in onda nel programma 100 minuti sulla 7. Qui è Dalla Pasqua che firma e l'articolo è poi a pagina 10.
Sempre per restare su Cortina, ma se vogliamo, questa è una cosa, questa che vi ho letto adesso, è una cronaca di vicende nazionali che hanno una ricaduta sul nostro territorio, cronache che riguardano questi personaggi discutibili di fatto, insomma, con tutto il rispetto per chi è morto. Invece sempre su Cortina però parliamo di una cosa molto, molto, molto più concreta. Ieri la provincia di Belluno ha approvato, è arrivata ad un voto di approvazione che interessa direttamente il futuro della nostra principale località turistica. Via libera alla variante della stazione è il titolo del pezzo a firma di Marco Di Bona. La variante urbanistica del piazzale della vecchia stazione ferroviaria di Cortina d'Ampezzo è stata approvata ieri a maggioranza dal Consiglio provinciale di Belluno. La modifica della scheda normativa riguarda una proposta di partenariato pubblico-privato da realizzarsi in regime di finanza di progetto per la riqualificazione urbana di un'area in progressivo degrado da 60 anni. L'avvio del cantiere è previsto in maggio. Dunque, altri titoli, la foto centrale è una foto di fiera ed è una foto di festa davanti a delle bottiglie di vino. La mostra a Verona, ci sono 3 espositori delle Dolomiti e questo può sorprendere. Il titolo insomma vistoso, Vinitaly, Belluno punta sulla qualità. Lo stand dell'azienda Gorza, questo ritrae la foto di copertina del Gazzettino di oggi, uno dei 3 produttori bellunesi presenti a Vinitaly. Andiamo avanti con i titoli su questa prima pagina. Feltre, nuovo BIM, il Consiglio si spacca. Non partecipiamo al voto. Sarà la maggioranza ad assumersi la responsabilità di approvare l'ordine del giorno presentato dal consigliere Slongo, la delibera e tutto ciò che l'amministrazione vorrà fare da qui in avanti su questa partita. Con queste parole, quello che vi ho letto è un virgolettato, i consiglieri di minoranza del comune di Feltre hanno lunedì sera lasciato l'aula e non hanno approvato la delibera che dava il consenso alla procedura semplificata per la fusione, per incorporazione di BIM infrastrutture dentro BIM GSP. Allora, con tutto il più buon atteggiamento del mondo, però diciamo che insomma questa vicenda della galassia BIM, BIM per parlo delle società del BIM, insomma, andrebbe ricostruita con uno schema, perché si è partiti da una cosa unica, poi spezzettata, dopo la si è in parte venduta, ceduta, però partecipata, adesso si torna a inglobare. A me verrebbe da dire da cittadino, cerchiamo di non fare gli sbagli del passato, cerchiamo di non fare gli errori che all'inizio degli anni 2000 hanno prodotto via via un debito di 90 milioni di euro in capo a BIM GSP. Adesso è subentrato Italgas nella gestione delle reti per quanto riguarda il gas. Gli assetti sono molto diversi da quelli che avevamo all'inizio di questo millennio, in fondo non molti anni fa. Speriamo, ecco, insomma, che la nuova struttura, insomma, di organizzazione di queste realtà che fanno poi capo ai sindaci, anche se parliamo di società private, ecco, speriamo che sia la migliore per poter gestire in modo adeguato i servizi che ci servono, perché parliamo dell'acqua, dell'energia, del gas, e anche senza produrre danni che poi li paga la popolazione, cioè li paghiamo noi. Quindi insomma siamo per forza, ci consenta il mondo BIM, sospettosi, vigilanti rispetto alle scelte che vengono compiute, visto quello che è stato combinato in passato. Ritiro della Lazio, il sindaco rescinde il contratto, il Tribunale di Belluno ha deciso di affidare ancora una volta temporaneamente in gestione per la prossima stagione estiva l'hotel Auronzo, l'unico in fondovalle a 4 stelle. L'aggiudicatario sarà il vincitore dell'apposito bando in pubblicazione, sul tavolo del giudice ci sono già dei proponenti. Problema risolto dunque quello dell'alloggio della Lazio Calcio per il ritiro estivo, parliamo della squadra di Serie A Calcio. Nemmeno per sogno, nei giorni scorsi è stata fatta recapitare sul tavolo del presidente della Media Sport Event, Gianni Lacchè, che cura l'organizzazione del soggiorno della Lazio, una lettera di rescissione del contratto da parte del comune a firma del sindaco di Auronzo, Dario Veceglio.
Rugby, Alissa Dinca, la nuova star dell'Ital Rugby. Qui sto bene, ma potrei andare all'estero. Su Report oggi, sulla rubrica che la Gabanelli tiene sul Corriere della Sera, oggi si parla proprio di quanto ci costa la formazione, la preparazione di tanti giovani, e in questo caso insomma non parliamo di studio, insomma, che poi se ne vanno all'estero, no? Formiamo delle ricchezze, dei gioielli che poi in qualche modo ci lasciamo sfuggire. Io credo che sia giusto considerare che se i ragazzi fanno anche un'esperienza all'estero, non è detto che poi non tornino, e anzi può darsi che tornino anche migliori, quindi insomma cerchiamo di non essere troppo chiusi come visione, però questa è la storia. Volevo farvi presente che c'è, mentre ho visto che non riesco proprio a entrare nel Corriere delle Alpi, un lancio anche sul fatto che il ponte della Veneggia finalmente è stato asfaltato, è stato chiuso per mesi, e la notizia buona è che si punta a riaprire per il 25. Ripeto, è una buona notizia perché purtroppo la chiusura del ponte che connette Belluno Ponte nelle Alpi sulla vecchia statale 50 è una cosa che penalizza moltissimo il traffico cittadino. Pagina 5 ne riferisce: Venezia, asfalto fatto, finiremo presto, il meteo non dà tregua ma procedono a pieno ritmo i lavori sul ponte. Il vice sindaco: speriamo di riaprire il 25 aprile. I residenti hanno compreso che l'opera andava fatta, non ho mai ricevuto nemmeno una chiamata di protesta. Vedete, il lavoro bello che è stato fatto, lo si vede in questa fotografia qua in particolare, è che al di fuori delle spallette del ponte è stato creato un percorso ciclabile pedonale in sicurezza, che prima non c'era, ponte stretto e pericoloso, e questo consente di avere una continuità con la pista ciclabile che c'è dopo. Appena verso Ponte nelle Alpi, e anche prima, insomma. Appena sotto c'è la notizia che arriverà anche a Belluno il Requiem, uno spettacolo, una rilettura fedele della musica del Requiem di Mozart in chiave rock, ieri è stata presentata in città. Carabinieri prendono il testimone di Run for Hope e corrono per l'AIL, giusto per darvi qualche indicazione su quello che c'è in pagina. Oltre a notizie di carattere politico, si allarga l'alleanza autonomista per Dorfman, perché l'Herbert Dorfman, parlamentare europeo, adesso trova l'appoggio anche di Forza Italia. Mondi che cambiano veramente. Io con questo mi fermo qui e, come vi dicevo, non vi faccio vedere il Corriere delle Alpi semplicemente perché oggi non sono riuscito ad aprirlo. Sarà un problema nostro probabilmente nell'utilizzo dello sfogliatore, non lo so, ecco. Domani tornerà tutto normale sicuramente. Grazie a voi per l'attenzione, vi auguro un buon mercoledì 17 aprile, seguiteci su www.amicodelpopolo.it, su Radio Piave tutto il giorno continueremo a pubblicare notizie su quello che accade. Ciao a tutti da Luigi Guglielmi.